E buongiorno Italia, rieccoci nel nostro consueto sabato delle recensioni. Può interessare, può non interessare, tu sai che da lunedì al venerdì hai i tuoi video. Se a qualcuno interessa provare qualche articolo nuovo, qualche cosa interessante, si sintonizzi sul sabato. E oggi che è sabato, quindi cosa abbiamo? Ma l'avevo menzionata o no? La strisciona LED esterna. Questa striscia ci è stata mandata dalla Helia. Io direi che prima di procedere alle prove, opinioni e quant'altro, iniziamo ovviamente giusto con l'unboxing. Ossia, a te arriva questa scatolina, cosa c'è all'interno della scatolina? Questa tracollina, simpatica, color militare, no? La vera e propria striscia LED messa all'interno di questo srotolatore, vedi qua. Il suo cavetto di alimentazione a 12 volt, vedi già con la presa accendisigari. L'attacco è semplicissimo, vedi, uno e una 2 e li unisci. Tac. Ma se vuoi puoi attaccarla anche al 220, guarda, c'è la sua spinetta e tac l'adattatore. Ah, guarda una robetta, lo attacchi all'accendisigari, tac, si accende la lucetta così vedi che carica. Sì, diciamo il cavetto 12 volt è lungo tipo 1,5 m. La presa vedi anche ben isolata dalla pioggia, dando 2-3 giri a questa rotella qui non gli entra neanche l'acqua. Tu mi dirai, ok, ma non è proprio tanto comoda da attaccare all'accendisigari ogni volta. No, c'è anche il suo power bank dimmer. Come puoi vedere qui c'hai l'ingresso per la ricarica, l'uscita per attaccarci la striscia a LED, ok? Il LED SOS Lite, una presa USB e una presa USB Type-C. È una bella sberla di power bank, è un 24.000 mAh. È carino questo power bank perché vedi dove c'è il pulsantino con la scritta SOS Lite, guarda, 1, 2, 3, figata, e qua in parte c'è il livello di carica. Oh, è seriamente robusta, veramente tanto robusta. Oh, prova all'interno di un camper completamente buio. Andiamo a trovare il suo power bank, eccolo qua. Occhio, aspetta. Tac, guarda, completamente buio. E fa una bella lucetta. Un po' di veloci caratteristiche tecniche. Allora, come hai visto, l'alimentazione è a 12 volt, la potenza sei su un 25 watt. Impermeabilità diciamo che è un IP68, certo non puoi metterla diciamo sott'acqua e subacquea, però comunque è un alto livello di impermeabilità, quindi tranquillamente fuori sotto la pioggia ci può stare. Garanzia 3 anni su questo prodotto, ma più che la garanzia di 3 anni che offre la casa ti posso veramente testimoniare che i materiali sono veramente molto solidi, vedi proprio, soprattutto la striscia, veramente soprattutto la striscia, la vedi che è una striscia proprio di qualità. Per quanto riguarda la batteria del power bank invece ovviamente è una batteria a ioni di litio, come ti ho detto prima hai una capacità di 24 mAh, ossia 3 batterie interne da 8000 mAh, totale 24.000. L'alimentazione di questo power bank è sempre a 12 volt e ovviamente anche l'uscita che poi offre è a 12 volt. Supporta anche, come hai visto, l'USB-A e l'USB Type-C. Come tempo di ricarica, tieni conto, vai dalle 3 alle 5 ore. Temperatura di lavoro per tutti e due i dispositivi hanno indicato un lasco dai meno 20 gradi centigradi ai più 45 gradi centigradi. Direi che comunque se uno non vuole proprio andarsi a far male sono temperature anche più che accettabili. 5 metri di lucetta.